Sfogliando il Corriere dello Sport ho letto un pezzo molto interessante, firma Paolo Vannini, non so se lo conoscete, questo giornalista seduto qui, sì, no, fa il giornalista e scrive sul Corriere dello Sport. E quindi mi piacerebbe che fosse lo stesso Paolo a fare una sintesi di un altro Paolo Dybala. Cosa c'era, diciamo, scritto oggi sul Corriere dello Sport? Ma è semplicemente, ovviamente, la spiegazione data ovviamente da fonti del Palermo e comunque sia anche, come dire, credibile, del centellinamento dell'utilizzazione di Dybala. Dybala è un ragazzo di 19 anni di grandissimo talento, non ho trovato nessuno che non lo dica finora, tutti quelli che l'hanno conosciuto ho soltanto visto. Ci sono 19enni che giocano titolari dal Paris Saint-Germain a tutte le nazioni del mondo, quindi uno potrebbe non spiegarsi perché Dybala non abbia avuto una chance. Una delle motivazioni è connessa al, come dire, al suo sviluppo organico e fisico, che non è uguale. Questa è naturalmente, ci mancano dei riscontri diretti medici, ma questa, diciamo, è la tesi che in qualche maniera non è uguale in tutte le persone, al di là degli atleti. Dybala ha un fisico ancora da ragazzino e nell'ultimo anno in particolare è, come capita a tantissimi adolescenti in questa fase di vita, cioè ancora una fase di sviluppo, esatto, diciamo. È diventato molto più alto, credo che abbia preso, i dati ora non ce li ho esatti, qualcosa come 5 o 6 centimetri nel giro di un anno e mezzo, il che provoca, credo che Ignazio ne sappia anche più di me da un punto di vista tecnico, provoca uno sconvolgimento generale a livello organico, nel senso che lo sviluppo per permettere a un atleta di dare il massimo deve essere globale, anche per evitare infortuni. C'è un caso, correggetemi se sbaglio, e naturalmente facciamo tutte le diciamo, scongiuri del caso, Pato era così, cioè Pato è arrivato in Italia con una situazione mi risulta abbastanza simile, ha fatto sfracelli, però poi ha subito un infortunio dietro l'altro. Il Palermo sta cercando di evitare questa situazione.